I due candidati a sindaco di Agrigento, Alonge e Sodano, presentano ufficialmente le liste degli assessori designati che andranno ad amministrare la città in caso di vittoria. Ricordato oggi con un evento ad Agrigento i 70 anni dalla nascita dell'Unione dei Salesiani. Si è discusso delle figure femminili nella Divina Commedia nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione Dante di Agrigento. Convegno sulle prevenzioni ginecologiche dall'età adulta a quella adolescenziale. Paura allicata per un vasto incendio davanti alla caserma dei Carabinieri, operazione di controllo del territorio a Palma di Montechiaro da parte del locale commissariato, operazione contro lo spaccio di droga dalla polizia in provincia di Agrigento. L'Agragas impegnata nei playoff contro il Valdelice, il Camarat in quelli nazionali. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 30 maggio sabato. Si entra nel vivo della seconda parte della campagna elettorale in vista del ballottaggio che si terrà il 6 e 7 giugno. Oggi la presentazione degli assessori del candidato a sindaco Alongi. Per Fratelli d'Italia designati sono Paolo Antinoro, Pasquale Spataro e Sergio Bruno. Per Forza Italia ha riconfermato Giuseppe Accolla, cui si aggiungono Giulia Falzoni e Katia Romina Barone. Per l'UDC l'ex consigliere comunale Fabio La Felice, in quota MPA riconfermata Daniela Catalano e infine in quota autonomo quello di Giuseppe Di Rosa come vice sindaco, che però stamani non era presente alla presentazione ufficiale. Noi abbiamo seguito la presentazione. Oggi una conferenza stampa ufficiale per presentare ufficialmente gli assessori che comporranno la sua giunta in caso di vittoria, ovviamente. Sì, ieri scadeva veramente il termine scadeva oggi, invece già ieri ci siamo portati avanti col lavoro e quindi abbiamo indicato tutti gli assessori finalizzati appunto a comporre la giunta nell'interesse della città di Agrigento, gente competente, gente che mi starà al mio fianco, uniti e compatti per andare a vincere e governare bene la città. Ce la vuole riassumere brevemente anche per colorazione politica e competenze? E allora, per quanto riguarda gli equilibri politici, rispetto ovviamente, non insegno niente a nessuno rispetto ai voti che hanno preso le liste e quindi sostanzialmente abbiamo 3 assessori di Fratelli d'Italia, poi abbiamo 3 assessori che sono espressione delle liste di Forza Italia e Forze Azzurri, abbiamo un assessore che è designato dall'UDC e poi abbiamo, perché sono tutte cose affannate e quindi in questo momento mi sfugge qualcosa, quindi oltre all'UDC poi abbiamo la Catalano che è rimasta confermata per l'MPA. Ecco, la vicenda di Rosa, dopo la sua bandiera bianca, lei lo ha inserito come vice sindaco. Allora, qual è la situazione? Allora, la vicenda di Rosa è una vicenda molto complessa, complicata, personale. Io ho fatto un comunicato, ho espresso grande solidarietà a Giuseppe, alla sua famiglia, alla moglie, alle figlie. Tra l'altro ho saputo che è una figlia in gravidanza al 7° mese e quindi avrà vissuto e sta vivendo un travaglio fortissimo. Io, per onestà intellettuale, per il modo di fare che mi contraddistingue non ho assolutamente pensato di sostituirlo in prima battuta, quindi la lista l'ho depositata ieri, è un fatto formale, prendo atto del passo indietro di Peppe Di Rosa, era un atto di pacificazione per la città, per me la città da questo punto di vista resta pacificata, ovviamente Peppe Di Rosa è persona grande, matura, competente e farà quello che il suo cuore gli dirà di fare per la città di Agrigento. Come intenderà gestire questi ultimi giorni di campagna elettorale? Io intendo gestire gli ultimi giorni di campagna elettorale con lo stesso modo che mi ha contraddistinto. Ora ovviamente lo scontro si è radicalizzato perché siamo 1 contro 1 e quindi sono io col mio competitor che devo dire la verità ancora non ho capito bene chi è, se è Sodano Lavardera, vedremo alla fine chi sarà il vero candidato a sindaco di Agrigento. Dall'altra parte il sindaco è uno solo, si chiama Gerlando Alonge, uomo libero, lo ha dimostrato e continuerà a dimostrarlo sia in questi 8 giorni di campagna elettorale sia nel proseguio, sia come sindaco perché sono certo di vincere
andare al ballottaggio, sia nel caso in cui nella remota ipotesi io dovessi non vincere le elezioni, andrò a fare il consigliere comunale di opposizione, ma noi andiamo a vincere, serrati, uniti e compatti. Non ci sono stati margini per recuperare il dialogo politico con l'altra parte del centrodestra? Allora prendo continuamente e costantemente di cambiamenti, di dichiarazioni. Questa è una campagna elettorale frizzante, spumeggiante, c'è sempre tempo per recuperare. Noi siamo il centrodestra è unito e compatto a livello nazionale e a livello regionale, insomma c'è sempre tempo per ricombattere le anime che vanno verso una strada comune. Questa elezione può essere la resa dei conti all'interno del centrodestra, delle varie anime del centrodestra agrigentino? Non so, può essere, non mi interessa, io sono un candidato del centrodestra, guardo a tutto al centrodestra, ci sono situazioni che non posso controllare, che magari mi sfuggono, io sono in campagna elettorale ed in politica da appena 40 giorni, per me l'interesse è uno, è la città di Agrigento, uniti e compatti per Agrigento, con voglia di governare bene, con trasparenza, con lucidità, con metodo e disciplina. Tra i tanti assessori scelti abbiamo deciso di intervistare Paolo Antinoro, che rappresenta sicuramente tutta la Giunta. Come valuti questo incarico e come portare avanti questi ultimi giorni di campagna elettorale, Paola? Ammetto di essere molto emozionata di poter essere oggi qui nella veste di assessore designato della Giunta Dino Alongi, in rappresentanza di Fratelli Italia, il partito che rappresento. Sono emozionata, ma non soltanto per il ruolo che mi è stato riconosciuto, ma principalmente per la responsabilità che assumo oggi nei riguardi di Agrigento, dei nostri giovani, dei commercianti, delle nostre famiglie e di tutti i nostri cittadini. Una responsabilità importante che sento forte. Il risultato del primo turno ci dice una cosa chiara: non c'è spazio per le promesse vaghe, non c'è spazio per laboratori politici della sinistra che stanno utilizzando Agrigento come un laboratorio. Noi non lo permetteremo, ormai mancano pochi giorni alla fine della campagna elettorale, quindi l'invito è quello di votare per la concretezza, per la serietà, per la lealtà e per un progetto serio per Agrigento. Votare Dino Alongi chiaramente tutta la sua giunta significa mantenere un rapporto vivo con Palermo e con Roma. Anche il candidato a sindaco dell'area progressista Michele Sodano, nel corso di un incontro con i suoi sostenitori avvenuto ieri a San Leone, ha confermato integralmente gli 8 assessori designati: Filippo Bracco, Dario Cipolla, Giovanni Crossa, Irene Fucà, Roberta Lala, Elvira Mangione, Giuseppe Riccobene ed Eleonora Sciortino, con l'aggiunta di Umberto Ruvolo, nuovo assessore designato come esperto in fondi europei. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Ultime battute in vista del ballottaggio. Sì, oggi raccogliamo un grande entusiasmo, è una comunità che sogna di aprire una nuova pagina per la storia di Agrigento. 7 e 8 giugno rechiamoci tutti alle urne, esercitiamo il nostro diritto più importante, che è quello del voto, e poi pancia bassa, rimboccandoci le maniche, lavoriamo per Agrigento perché è una terra che merita tanto. E noi siamo una squadra, una comunità pronta a restituire quello che questa città merita. Quindi oggi siamo molto felici, in qualche modo ci ringraziamo perché i 5.300 voti disgiunti sono un record in tutta Italia. Per cui oggi ci guardiamo negli occhi, ci abbracciamo e capiamo i prossimi passi per appunto scrivere insieme una nuova pagina di Agrigento. Una campagna che si sta caratterizzando da molte polemiche, purtroppo. Ma non da parte nostra, in realtà noi ci siamo sempre soffermati sui nostri programmi, sulle nostre competenze, sul nostro capitale umano, rimandiamo ogni attacco, lo rispediamo al mittente, perché questo è solo un tentativo per non far percepire alle persone che la politica è cosa altra,
C'è chi vorrebbe mantenere la politica nel campo del teatrino, ecco, della sfida personale. La politica è molto di più, è costruzione di futuro, noi lo facciamo con responsabilità, parlando di temi, di competenze appunto e di tutto quello che questa terra può veramente finalmente ricevere. Questa mattina hai presentato ai consiglieri gli assessori, Sì. C'è qualche novità abbiamo visto? In questo momento abbiamo riconfermato quelli che già avevamo annunciato il mese scorso, c'era uno spazio, abbiamo aggiunto un tecnico fuori dai partiti e credo il più grande esperto in Sicilia di progettazione. L'abbiamo detto fin dall'inizio, uno degli obiettivi è quello di riuscire a ricevere i milioni di euro che fino ad oggi sono stati persi, quelli che arrivano da Bruxelles e che servono a riqualificare i quartieri, servono a creare servizi sociali, servono a creare aree verdi e a creare lavoro. Ecco, oggi con Umberto Rumolo credo che la nostra promessa, cioè quella di circondarci di assessori con enormi competenze, trova una delle risposte migliori e questo mi rende veramente orgoglioso perché la gente più preparata, cioè quella che vuole mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie esperienze per Agrigento, oggi ci dice noi ci siamo. Ismaele, ora c'è il secondo round, il ballottaggio, è sicuramente un momento importante per questa campagna elettorale e chissà eventualmente andare a Palazzo dei Giganti. Noi abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare, una campagna elettorale in cui abbiamo spiegato la nostra idea di Agrigento, siamo pronti a questo secondo round, siamo con i piedi per terra, la città ha bisogno di in qualche modo renderla in qualche modo veramente pacificare, noi la vogliamo pacificare questa città e siamo consapevoli del fatto che c'è da fare un grande lavoro, ma siamo all'inizio di questo lavoro e tra 6 giorni speriamo che i cittadini diranno no a chi ha distrutto questa città. Un commento a queste elezioni, ora si va al ballottaggio, secondo round. Beh, io credo che ci ritroviamo dinanzi a una svolta per la città di Agrigento. La comunità ha apprezzato un progetto politico giovane, fresco, che guarda al futuro, senza logiche e interessi di partito. Una dimostrazione ne è che ogni forza politica ha messo da parte l'interesse di partito per contribuire a un percorso di rinnovamento che questa città attende da tanto tempo, perché se nel 2026 ad Agrigento parliamo di emergenza idrica, di turnazione idrica, di autobotti, probabilmente la politica non ha fatto il suo dovere. Sentiamo adesso uno degli assessori designati della Giunta Sodano, impegnati in questa campagna elettorale, ora siamo al rush finale. Agrigento ha dato una grande risposta, ha compreso perfettamente, anche ben oltre le nostre aspettative, tutto quello che abbiamo saputo proporre. Adesso andiamo il 7 e l'8 giugno a concludere quello che abbiamo iniziato. Siamo un bel gruppo, i partiti progressisti sono rientrati in Consiglio Comunale. Io mi sento onorato di rappresentare il Partito Democratico e ringrazio questo partito per avermi designato quale assessore. Sapremo svolgere il compito per cui siamo stati chiamati. E sempre per la politica, a Palermo, nella sala stampa del Parlamento siciliano, Sud chiama Nord per l'autonomia, presenta una disamina dei dati delle ultime elezioni comunali e traccia le prospettive politiche future del movimento. I colleghi di Palermo che hanno seguito la conferenza stampa. Onorevole, dopo l'analisi del voto alle comunali, qual è il dato politico più significativo? Sud chiama Nord esce rafforzato da questa tornata elettorale e soprattutto cosa farà da grande il movimento? State pensando ad un radicamento nazionale? Abbiamo dimostrato che Sud chiama Nord è baricentrico per chi vuole vincere. Ma questo risultato delle elezioni amministrative evidenzia anche che il primo partito in termini di popolazione amministrata e quindi di comuni importanti che sono stati conquistati è Sud chiama Nord. Ha conquistato circa il 20% del consenso sui 71 comuni che sono andati al voto per circa 900.000
abitanti, quindi oltre il 20% della popolazione. Significa che siamo di fronte oggi non più a un test che riguarda gli indizi dei sondaggi, ma un risultato concreto che esce dalle urne. Sul Chiama Nord non andrà con nessuno, ma saranno ora le coalizioni che dovranno spostarsi sulle posizioni di Sul Chiama Nord. Tutti mi cercano e tutti mi vogliono, sì. Non è una riedizione del Barbiere di Siviglia in versione 4.0, ma sono già gli emissari romani che sono arrivati a Messina a mangiare un po' di pesce stocco in questi giorni e le cene romane che sono organizzate per la prossima settimana. Io posso fare il numero 2 a chi ha un curriculum migliore del mio. Ismaele ancora deve cominciare ad amministrare un po' di condomini e strada facendo potrà acquisire quella esperienza e maturità, mi permetto di dire nello stesso tempo, che non si acquisisce con i like, si acquisisce stando sul campo, si acquisisce anche passando dalle stelle alle stalle e viceversa, che ti forma e ti dà autorevolezza. Beh, lui è reo confesso, poveretto, questo mi dispiace dirlo perché i treni in Sicilia effettivamente sono molto a rilento e ha dovuto confessare che lui è l'esempio di un pachiderma. Cioè, vi faccio un esempio, io gli ho detto a gennaio a Schifani che i soggetti attuatori per quanto riguarda la tragedia del ciclone Henry li doveva fare subito, li ha fatti forse un mese fa, ma ci rendiamo conto che purtroppo dalla sua autorevolezza di uomo di Stato non ha idea di come funziona la macchina amministrativa. È ovvio che parliamo di altri mondi. Quindi Schifani giustamente dice no, io già so le trattative che ci sono, anche quale sarà il premio di consolazione, ormai si tratta in questo mese di giugno di chiudere la quadra e ovviamente staccare la spina, o la staccano o si dimetterà. E potranno essere presentate a partire dal prossimo 4 giugno le domande per il prestito d'onore, il contributo rivolto agli studenti di famiglie a basso reddito per incentivare la frequenza delle università che hanno sede in Sicilia. Per il presidente Schifani la didattica è un diritto dei ragazzi e un dovere per le istituzioni. Le interviste. Una iniziativa che si concretizza dopo 1 anno e mezzo di attività. Abbiamo stanziato questi milioni per garantire ai nostri giovani di poter avere un accesso agli studi anche attraverso un sostegno economico-finanziario della Regione. Verrà rimborsato naturalmente nel tempo, ma non in tempi immediati, perché dobbiamo dare anche tranquillità a coloro i quali non ce la fanno a potersi sostenere da soli. E tutto sarà fatto alla luce della redditualità, naturalmente, non saranno richieste garanzie né patrimoniali né finanziarie per il rimborso. Investiamo in fiducia nei confronti di giovani che vogliono studiare, hanno il diritto di studiare, hanno il dovere di studiare e hanno anche l'esigenza, lo dico sempre, di rimanere a lavorare in Sicilia. E noi dobbiamo far parte di questo sistema e siamo qui per farlo. È una misura eccezionale perché i nostri giovani non devono restare indietro, soprattutto quando soffrono di una fragilità economica. Ognuno di noi deve poter coronare i nostri sogni e soprattutto coronarli e restare nella nostra splendida Sicilia, perché è una fonte di arricchimento non soltanto economico ma anche per le famiglie e personali, per cui dico ai ragazzi: fruite di questo beneficio se avete voglia di migliorare. Noi istituzioni ci siamo e se le somme non basteranno, come già detto il Presidente, saranno implementate per dare a tutti la possibilità che il diritto allo studio sia un fatto certo, non soltanto scritto ma concreto. È un modo per responsabilizzare i ragazzi siciliani che noi aiutiamo, pensando che loro possano restituire quello che in pillole hanno ottenuto. Quindi in buona sostanza, col prestito d'onore, si raggiunge l'obiettivo di dare senza garanzie di nessun tipo a un ragazzo che studia nelle università siciliane una somma di denaro che restituirà alla fine di un piano di preammortamento lunghissimo, perché dopo la laurea e chiaramente dopo 2 anni dopo la laurea addirittura comincia a restituire quello che ha ottenuto. E si è svolto stamani presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Agrigento un incontro per ricordare
la presenza dell'Unione dei Salesiani in città a 70 anni dalla sua nascita. Oggi un interessante convegno, si ricordano i salesiani qui ad Agrigento che sono stati, ricordo, anni fa in un collegio, appunto il collegio dei salesiani. Ma a parte questo, oggi un'interessante iniziativa proprio in memoria dei salesiani. Sì, oggi nel 70° dell'Unione Ex Allievi Don Bosco di Agrigento vogliamo ricordare i padri salesiani e lo vogliamo fare proprio perché loro sono stati quelli che poi nella vita ci hanno insegnato ad essere buoni cristiani e onesti cittadini alla sequela di Don Bosco. Siamo in una casa salesiana che è quella delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dove l'Unione proprio ha sede e dove opera e ha operato in questi 70 anni. Come si svolgerà la giornata oggi, Presidente? Sì, la giornata, i lavori del convegno prevedono l'intervento di Monsignor Lombino per quanto concerne proprio la missione salesiana. Monsignor Lombino è anche un ex allievo del Gioieni è l'istituto salesiano che ha chiuso negli anni 70. Ci sarà anche Elio Di Bella, storico, che proprio ci introdurrà su quello che era l'aspetto dell'Agrigento negli anni in cui operavano i salesiani, e poi ci sarà una relazione da parte Ci sarà, dottor Alfano, che invece tratterà degli ex allievi, nello specifico quello che hanno fatto nella città di Agrigento, e poi avremo le conclusioni del Vescovo Monsignor Alessandro Damiano. Questa sua presenza in ricordo dei salesiani qui oggi ad Agrigento. Sì, una bella ricorrenza che traccia la presenza della famiglia salesiana in diocesi, ad Agrigento qui in particolare, ed è quella presenza che si fa testimonianza e si fa educazione dei giovani, che è la mission, oggi si direbbe, no, di San Giovanni Bosco, che ha saputo leggere per davvero le esigenze del suo tempo e ha saputo proporre delle risposte importanti, talmente importanti che si conservano e si adeguano alle domande di oggi, alle esigenze di oggi. Certo, alcune questioni rimangono sempre attuali in qualche modo: la sfida dell'educazione, la trasmissione del Vangelo e la questione occupazionale, dove Giovanni Bosco è intervenuto e ha cercato di dare delle risposte per la dignità del lavoro e per contrastare lo sfruttamento dei giovani. Ecco, queste sono tematiche che rimangono attuali e che non vanno trascurate. Allora fare questa memoria oggi, ecco, mette in gioco diverse questioni. Al centro cosa rimane? La dignità di ogni persona umana in tutte le sue fasce di età. Don Vincenzo, ecco, oggi si ricorda i salesiani in un momento sicuramente bello per chi è stato anche salesiano. Certamente, sono 70 anni, un anniversario importante da ricordare di una presenza feconda nel nostro territorio agrigentino. Molti professionisti, molti bravi lavoratori e anche politici sono venuti fuori dalla scuola dei salesiani, sia di Agrigento, del Gioieni quindi, e anche da Palermo, dal Don Bosco da Palermo, o alcuni anche da Caltanissetta, San Cataldo e anche Catania. Ecco, devo dire che prendendo a tema la presenza dei salesiani nel nostro territorio, è una presenza che possiamo definire capillare. Sono presenti nei maggiori centri e la loro presenza naturalmente è stata veramente salutare per tutti i giovani di molte generazioni,
perché una volta non c'erano le scuole in tutte le città, in tutti i paesi, e quindi ecco, affluivano a questi collegi dei salesiani. E tra l'altro è proprio l'insegnamento di Don Bosco, il quale quando mandava in missione i suoi discepoli, i salesiani, diceva: occupatevi dei ragazzi, specialmente poveri, e create delle scuole in cui possano riscattare la loro situazione sociale e anche e soprattutto cristiana. Certamente sì, io mi occuperò di parlare della presenza dei salesiani in due edifici particolari, l'Istituto Gioeni, che già era nato nel Settecento, e questa villa dove ci troviamo, la Villa Galluzzo, che è stata donata negli anni 50 alle figlie di Maria Ausiliatrice per avere la loro presenza qui ad Agrigento. Ecco, gli edifici ci ricordano che diventano strumento per far crescere le nuove generazioni secondo lo spirito di Don Bosco e secondo la spiritualità salesiana. Abbiamo con noi il dottore Francesco Alfano, così ci spiegherà un po' come mai questo incontro. L'incontro è dovuto a una ricorrenza dei 70 anni della Unione degli ex allievi salesiani di Agrigento, di quelli che avevano studiato o frequentato l'oratorio dei salesiani, dei padri salesiani al Gioeni. La istituzione dell'Unione è stata fatta a suo tempo e ha avuto come primo presidente il professore Lauretta, il professore Lauretta è una persona conosciutissima in città, e quindi basta dire Lauretta per dire la cultura, per dire la politica, per dire le attività educative, per dire un grossissimo, un grande personaggio della nostra storia, della storia agrigentina. Con questa occasione abbiamo creduto opportuno invitare tutti gli ex allievi, tutti quelli che possibilmente possano venire, che hanno studiato oppure che sono stati gli oratoriani, per rivederci dopo tanti anni. Sappiamo bene che subito dopo la frana, 68-69, i padri salesiani se ne sono andati, però è rimasto questo, chiamiamo, retaggio culturale di ragazzi, di giovani che hanno partecipato, hanno frequentato le scuole salesiane, gli oratori salesiani, e che tuttora continua con la nostra unione, anche se siamo un pochettino più grandetti negli anni, però cerchiamo sempre di avvicinare il mondo giovanile, così come è stato il dettato di San Giovanni Bosco. E nella giornata della Dante si è svolto un convegno dal tema Le donne, prima comunità cristiana nell'arte, nella letteratura e nelle scuole, le figure femminili nella Divina Commedia. Ce ne parla Margherita Trupiano. Un interessante evento si è svolto ieri sera in occasione della giornata della Dante, voluto dall'associazione che porta il nome del sommo poeta, presieduta da Enza Ierna. Casa San Filippo per l'occasione ha dato modo di poter parlare delle donne nella prima comunità cristiana, nell'arte, nella letteratura, nelle scienze e nella Divina Commedia. Relatori d'eccezione il direttore dell'Ufficio Beni Ecclesiastici, Don Giuseppe Pontillo, la direttrice del Museo Diocesano, Domenica Brancato, il professore Giuseppe Capraro, il grande ufficiale Paolo Cilona. Presenti i club Inner Wheel di Agrigento, presieduto da Patrizia Di Giovanni Vitellaro, e Sor Optimist di Agrigento, guidato in questo biennio da Marianna Barracco, che hanno patrocinato l'iniziativa. La serata è stata arricchita dal contributo delle poetesse Giuseppina Mira, Elena Musso, Anna Vitello e Liliana Arrigo, e la lettrice Tania Cotugno, che insieme all'artista Sandro Re hanno regalato emozionanti pagine di letteratura, unitamente alla possente voce del tenore Davide Guarraci. Direttore artistico è stato Fabrizio Randazzo. Sentiamo l'intervento della poetessa Giuseppina Mira. Io donna sono energia d'amore per soffiare sulle storie e portare alla luce la pura esistenza. Sono emozione incandescente per liberare dalle tenebre la voglia di vivere e restituirla al sole. Sono dignità per innalzare un altare al lavoro
e ha saporito dell'onesto sudore della fronte. Sono saggezza per stringere la mano alla verità e non venire a compromessi con la menzogna. Sono misericordia per rimarginare le ferite della coscienza, alzarla da giaciglio e farla camminare sul viale della risurrezione. Sono armonia del cuore e della mente per non rassegnarmi alla disarmonia delle violenze, delle ingiustizie, degli egoismi, delle arroganze, delle guerre, delle miserie. Sono arte per fare della vita un capolavoro e svelarne il segreto ai miei figli e ai figli dei miei figli. Io donna sono bellezza. Se a volte lo dimentico, che lo perdono a me stessa. Grazie. Linea alla regia per la pubblicità. Convegno di medicina ieri ad Agrigento presso l'Hotel Caos, si è discusso di strategie preventive ginecologiche dall'adolescenza all'età matura. L'evento organizzato dalla dottoressa Maria Rita Falco Abramo, direttrice del reparto di ostetricia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le interviste. Oggi si discute su strategie preventive ginecologiche dall'adolescenza all'età prematura. Un interessante momento di approfondimento che vede coinvolti in questi 2 giorni tanti medici, professionisti, esperti provenienti da tutta Italia. Sì, è stato un momento di confronto importante per quanto riguarda la prevenzione dall'età dell'adolescenza a quella dell'età matura, in cui molti professionisti, esperti si sono confrontati e hanno ovviamente dimostrato quali sono le linee guida e le strategie da mettere in atto per poter seguire e prevenire le patologie che affliggono le donne in qualsiasi età. E che consigli dare, dottoressa? Importante l'adesione agli screening, per la donna lo screening per il carcinoma della porzio e lo screening per il tumore della mammella, ma è importante anche uno stile di vita di prevenzione sia per le infezioni sia per tutte le malattie dismetaboliche che possono in qualche modo predisporre all'insorgenza di malattie della sfera genitale femminile. Sia per le persone anziane che per quelle più giovani? Certo, sicuramente, si comincia dalle giovani per poi arrivare a un'età matura, sana e con minori problematiche. Parlare di prevenzione ginecologica oggi qui ad Agrigento in questi 2 giorni sulla prevenzione sia per le ragazze più giovani che per le persone più adulte, e perché bisogna farlo? Beh, come dicevamo ieri, oggi gli ospedali non sono solo strumento di cura ma soprattutto di prevenzione, quindi in questo ambito abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sulla prevenzione oncologica, quindi col vaccino per il papillomavirus, sulla prevenzione delle possibili disturbi e complicanze ostetriche con tutti quindi quelle stili di vita e modalità da applicare prima e durante la gravidanza, e poi con lo studio di complicanze possibili successive, quindi dallo screening dei tumori del collo dell'utero alla necessità di terapie ormonali in postmenopausa per gestire al meglio questa fase avanzata della vita della donna. Si fa abbastanza prevenzione oggi in Italia? Sì, se ne fa abbastanza, ma va fatto sempre di più. Abbiamo appena visto come i cicli vaccinali in Italia siano al 40%, in Sicilia addirittura al 25%, quindi è necessario sensibilizzare la vaccinazione al papillomavirus e sensibilizzare donne a malattie importanti, talora mortali come il tumore dell'ovaio, e grazie a uno screening ecografico che attualmente non è ancora validato ma che in realtà potrebbe salvare molte vite, oggi noi dobbiamo promuovere queste procedure per cercare di fare prevenzione sempre più e ridurre i numeri di casi di pazienti da trattare per malattie veramente letali. Ecco, l'intelligenza artificiale come entra nel discorso della prevenzione, in particolare per i più giovani che vi ci ricorrono? Sì, l'intelligenza artificiale è una grossa arma che può aiutare il clinico, consente di vedere quello che un clinico osserva in 20-30 anni. Poi è sempre comunque fondamentale saper gestire il risultato dell'intelligenza artificiale e eseguire un counseling adeguato al fine di gestire al meglio il riscontro ecografico clinico a cui ci troviamo di fronte. Non è da sostituire ovviamente a una visita specialistica?
No, assolutamente no, è comunque fondamentale che sia gestita da un clinico, non possiamo oggi essere gestiti semplicemente dalle macchine, è necessario un approccio olistico, quindi una valutazione globale che ad oggi fortunatamente ancora l'intelligenza artificiale non può fare in modo autonomo. Andiamo alla cronaca, paura a Licata nella notte per un vasto incendio divampato tra Via della Chiesa e Corso Argentina, proprio davanti alla caserma dei Carabinieri. Ce ne parla il collega Davide Sardo. Notte di paura a Licata per un vasto incendio divampato tra Via dalla Chiesa e Corso Argentina, proprio davanti alla caserma dei Carabinieri e a pochi passi dal porto turistico Marina di Cala del Sole. Una nube di fumo nero si è alzata rapidamente in cielo, visibile da diversi punti della città, mentre le fiamme avvolgevano grossi tubi in plastica utilizzati da una ditta impegnata in lavori nella zona. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per ore prima di riuscire a circoscrivere e spegnere il rogo. L'area è stata messa in sicurezza anche per evitare rischi alla circolazione e alle abitazioni vicine. Momenti di forte apprensione tra residenti e passanti richiamati dal forte odore acre e dal bagliore delle fiamme che ha illuminato l'intero quartiere. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti al traffico e la zona è stata transennata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Sono in corso le indagini per chiarire l'origine dell'incendio. Gli investigatori stanno verificando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze. Al momento non viene esclusa alcuna pista, dall'ipotesi accidentale fino alla natura dolosa del rogo. Informata la Procura della Repubblica di Agrigento che segue l'evolversi della vicenda. Operazioni di controllo straordinario del territorio a Palma di Montechiaro con l'obiettivo di potenziare la vigilanza e il contrasto ai fenomeni criminali nell'intera provincia. L'attività è stata coordinata dal personale del locale commissariato che ha operato in sinergia con gli equipaggi della squadra mobile di Agrigento, della tenenza della Guardia di Finanza di Licata, della locale stazione dei Carabinieri, del servizio sanitario dell'ASP di Agrigento e del personale della SIAE. L'intervento si è concentrato sulla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso sono state controllate 77 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, 12 veicoli. I controlli su una strada eseguiti attraverso 2 posti di blocco hanno portato alla contestazione di 4 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Inoltre gli agenti hanno effettuato controlli in 3 bar, in un ristorante. Nei confronti di questi sono in corso ulteriori accertamenti. E sempre la Polizia di Stato ha concluso un'importante operazione a livello nazionale ad alto impatto, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, per contrastare lo spaccio di droga, il porto abusivo di armi e reati di criminalità diffusa. Sul territorio della provincia di Agrigento, la sezione antidroga della squadra mobile di Agrigento, con il supporto dei cani cinofili di Palermo, dei commissariati di Canicattì e Sciacca, della divisione della Polizia Amministrativa delle Volanti, ha ottenuto importanti risultati. 3 giovani sono stati denunciati a Canicattì Aragona per possesso di droghe, sequestrate cautelarmente armi, munizioni e un coltello, ritirata una patente di guida, sequestrata una cannabis shop, 512 confezioni di infiorescenze, oltre ad hashish, resina, oli, semi e derivati della canapa non autorizzati al commercio. Il titolare è stato segnato all'autorità giudiziaria. Inoltre sono state levate 7 sanzioni amministrative e denunciato il titolare di un locale per la presenza di estintori scaduti. Assalti al bancomat, fermata la banda della Marmotta. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Colpi ai bancomat con l'esplosivo, rapine, furti in abitazioni e traffico di droga.
È questo il bilancio dell'operazione dei Carabinieri, della Compagnia di Piazza Verdi e della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Palermo, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 7 persone ritenute appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata nei cosiddetti furti con la marmotta, un ordigno esplosivo inserito all'interno dei bancomat per provocarne l'apertura e consentire di rubarne il contenuto. Il provvedimento, emesso dal GIP di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, ha colpito 6 palermitani di età compresa fra i 23 e i 55 anni. Per 5 di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il 23 negli arresti domiciliari. Un 7° indagato, un 30enne, è stato denunciato in stato di libertà sempre per gli stessi reati. Le indagini, condotte tra settembre e dicembre 2023, hanno consentito agli investigatori di ricostruire l'esistenza di una struttura organizzata e stabile dedita alla commissione di numerosi reati predatori. Secondo l'accusa, al vertice vi sarebbe stato il 26enne, considerato il promotore e l'organizzatore dell'associazione, incaricato di scegliere gli obiettivi, pianificare colpi e gestire la spartizione dei proventi. Il 55enne invece avrebbe svolto il ruolo di collegamento tra il vertice e la squadra operativa, occupandosi anche del reclutamento di nuovi componenti. La squadra operativa invece era composta dagli altri 4 indagati che si alternavano come autisti, pali ed esecutori materiali. Gli investigatori hanno scoperto inoltre un covo utilizzato dalla banda, all'interno del quale sono stati trovati un'auto rubata, radio portatili, telefoni cellulari, passamontagna, arnesi da scasso e diversi dispositivi esplosivi già pronti per essere impiegati in altri colpi. Passiamo ora a un'ampia pagina dedicata allo sport, ultime dell'Akragas, che si gioca la stagione contro il Valderice nella partita dei playoff, scontro diretto per la promozione alla serie superiore. Intanto Mariano Cordaro viene riconfermato tecnico dell'Empedoclina. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Si avvicina a grandi passi la finalissima playoff Valderice-Akragas, gara che si disputa nello stadio Pietro Sorrentino di Petralia Soprana, situato in via Santissima Trinità nella frazione di Fasano. Tifosi caragantini in fibrillazione che stanno organizzando questa trasferta tra le Madonie con mezzi propri e pulmini in affitto. Un esodo numeroso, come anche quello di fede trapanese, dei sostenitori valdericini. Entrambe le squadre sono caricatissime, ben consapevoli di doversi giocare il salto in eccellenza. Mister Sebi Catania ha recuperato tutti gli infortunati, vale a dire Cipolla, Fragapane e Jama, che tornano ad essere disponibili per questa finalissima. Akragas e Valderice nella loro storia calcistica si sono incontrate più di 6 volte, ma ricordiamo che 3 vittorie sono state akragantine, 2 valdericine e un solo pareggio. Di questa sfida si conosce anche la terna arbitrale. L'arbitro designato è Daniele Mastro Simone di Palermo e con assistenti Stefano Priolo e Nicola Conticello, entrambi della sezione di Catania. La gara avrà inizio a partire dalle ore 16. Scendendo di categoria, prima conferma in panchina per la prossima stagione di promozione. Si tratta di Mariano Cordaro che dopo la brillante stagione dello scorso anno, culminata con il salto di categoria, è stato riconfermato alla guida dell'Empedoclina. Arrivato sulla panchina granata nel 2024, mister Cordaro ha ottenuto una salvezza e poi ha saputo costruire insieme al gruppo un percorso importante fino alla vittoria del campionato 2025-2026, culminata appunto con una promozione in promozione. Sentiamo adesso una dichiarazione dell'allenatore dell'Akragas, Sebi Catania, in vista dei playoff con il Valderice. Sì, siamo arrivati alla partita più importante, ci giochiamo una stagione, ce la giochiamo noi, se la gioca pure il Valderice, che è una squadra che merita grande rispetto, allenata da un mio amico e che dispone di ottimi giocatori, che sicuramente non li scopro io. Però ci arriva un Akragas umile, un Akragas che ha lottato dal primo momento fino ad oggi, un Akragas che ha fatto, a mio avviso, un campionato importante.
per cui ci stiamo preparando bene per affrontare questa finalissima. Si gioca a Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie. La Caracas quest'anno ha girato quasi tutta la Sicilia, ha fatto trasferte lunghissime, non si è mai lamentata. Questa volta però il Valderice abbiamo visto e si è lamentato perché faranno 100 km in più rispetto ad Agrigento. Guarda, noi per natura nostra non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai lamentati. Domenica dico solo che ne abbiamo fatti 150 in più dello Ionica, ma non abbiamo detto nemmeno, non abbiamo parlato, perché secondo me partite del genere vanno giocate in tutte le parti della Sicilia, in tutti gli stati possibili e immaginabili. Anzi, se devo essere onesto, se devo essere proprio come lo sono per la mia squadra, lo sono pure per il Valderice, magari mi posso lamentare del fatto di giocare alle 4 con una temperatura che è intorno ai 30-32 gradi, per cui si poteva giocare in un campo dove c'era magari illuminazione e magari giocare un po' più tardi sarebbe stato più opportuno. La distanza chiaramente per quanto mi riguarda non mi porta nessun tipo di problema, perché ti ripeto, domenica scorsa l'abbiamo fatto, abbiamo fatto 150 km in più, ma non abbiamo detto neanche una parola. Rispetto alle partite che fino ad ora ha disputato la Caracas, qua siamo un po' più alti, siamo in montagna, questo può incidere. Ma in considerazione della partita che andiamo ad affrontare, le motivazioni che ci sono, la voglia di conquistare un risultato importante, azzera tutto. Poi io dico sempre che noi siamo stati abituati a giocare in tutte le condizioni possibili e immaginabili, per cui a queste cose non ci credo e non gli do nemmeno peso. Subito dopo la vittoria nella semifinale lei si è complimentato con il Valderice, una squadra competitiva. Che squadra è, ecco? Il Valderice è una squadra importante, c'ha un ottimo portiere, c'ha Baiata, Elio Nigro, Secum, questi ragazzi di colore che sono giocatori importanti, c'ha Benny Raci che non lo scopro io, per cui è una squadra strutturata, una squadra che sa giocare a calcio, una squadra che io ho visto domenica scorsa, anzi colgo l'occasione per dire a Ignazio che non l'ho voluto disturbare dopo la partita, ma l'ho fatto festeggiare, speriamo che non lo faccia domenica. Io devo fare complimenti, abbiamo preparato la partita e sappiamo di incontrare una squadra forte veramente. Parlato di lei come un amico, l'allenatore del Valderice. Ma lo siamo, ci siamo incontrati tante volte, mi sono incontrato tante volte anche con i calciatori, qui c'è rispetto massimo, c'è rispetto reciproco. Poi è chiaro che alla fine una deve vincere, noi venderemo cara alla pelle perché affrontiamo una squadra forte, ma io sono sicuro che i ragazzi daranno l'anima perché questo gruppo che è partito con me il 4 di agosto, che poi con quelli che sono arrivati a dicembre non hanno fatto altro che giorno dopo giorno rafforzare quello che era il nostro gruppo. Sono ragazzi che mi sento di ringraziarli ora prima della partita perché hanno fatto qualcosa di importante. Non è mai facile giocare fuori casa tutto l'anno, perché magari se qualcuno l'ha dimenticato non siamo stati a casa nostra, ma non abbiamo parlato mai, non ci siamo mai lamentato, non abbiamo mai avuto alibi sotto questo punto di vista, cui io ho una squadra che ha attributi importanti, l'ha dimostrato in varie occasioni e sono sicuro che lo dimostrerà ancora una volta. Si aspetta un buon seguito del pubblico agregantino? Ma io questo di qua lo spero sempre perché per noi sono fondamentali, sono importanti e ho detto 1000 volte che questa squadra, il gigante, appartiene a loro e a tutti gli agrigentini. Poi possiamo essere di passaggio tutti, allenatori, giocatori, tutto quello che volete, ma la vera anima di questa squadra devono essere i tifosi e noi sappiamo che domenica ci sosterranno in massa. Vediamo adesso un servizio sul Camarat impegnato nei playoff nazionali, ce ne parla Carmelo Lentini. E concludiamo con l'ultima notizia, un'altra squadra agrigentina è impegnata nei playoff di eccellenza nazionali. Si tratta del Camarat di Mister Camarata che ospita questa domenica allo stadio comunale Vito Di Marco la gara di ritorno del match contro il Trebisacce. La gara di andata giocata in Calabria ha visto il Trebisacce di Mister Malucchi aggiudicarsi la semifinale di andata dei playoff con il risultato di 2-0. Tutte le reti erano state segnate nel primo tempo, Calabria subito in vantaggio al quarto su calcio di rigore con Leonori e raddoppio al 13° con Lamberti. Il Camarat, se vuole continuare la propria avventura nella competizione, deve vincere con 3 reti di scarto. Ma vediamo un po' la terna arbitrale, in questo caso c'è anche un quarto uomo. L'arbitro di Camarat Trebisacce sarà diretta da Marco Rastellino di Seregno. I suoi assistenti saranno
saranno Cristiano Rosati di Roma 2 e Marco Martino di Roma 1. Il quarto uomo invece sarà Francesco Ercole di Latina. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del Digitale Terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono infine visionare sul nostro canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.